Buonasera a tutti amici, siamo tornati al consueto appuntamento del venerdì. Sapete che abbiamo 2 giornate qui sul mio canale dedicate alle dirette ai consulti con le Sibille, dunque bentrovati e ben tornati qui in mia compagnia. Avremo appunto questa diretta fino alle 21, dunque fatevi pure avanti, fatemi le domande che vi rispondo a una domanda gratuita. Mentre aspettiamo che qualche amico ci raggiunga, vi ricordo che abbiamo degli appuntamenti nella settimana, abbiamo ovviamente, ho già detto, il martedì e il venerdì la diretta con me, e tra le 20:30 e le 21 su questo canale, ma io torno a supportare il Marietto Veneziano sul suo canale YouTube il mercoledì e il sabato pomeriggio. Il mercoledì di sera sempre alle 20:30 fino alle 21, il sabato pomeriggio dalle 4 del pomeriggio, insomma. Buonasera Claudia, buonasera Marietto, grazie, vi piace la maglietta? Carina, col gattino. Bene, allora, a proposito del Marietto e a proposito dell'appuntamento che avremo domani pomeriggio alle 16 sul suo canale YouTube, mi raccomando, a lui manca ormai pochissimo per raggiungere i 1000 iscritti, dunque se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano, così che anche lui raggiunga questo bellissimo traguardo dei 1000. Buonasera, allora buonasera Antonio, buonasera Luciana, buonasera Angela, buonasera Marina, non l'avevo visto che avevi scritto anche tu. Ciao carissime, dunque, carissimi, ci sono Marietto e Antonio, dunque per ora abbiamo anche delle presenze maschili e questo mi fa tanto piacere. Alina e ciao Fiorella, ciao a tutte, bene. Maria, ben ritrovata Italia, mi fa proprio piacere, insomma adesso passiamo, Domenico, buonasera, passiamo un po' di tempo insieme, una mezz'oretta, vi ricordo che potete anche telefonare in diretta e vi risponderò dando la precedenza alla telefonata, il numero da chiamare è lo stesso numero per i consulti, dunque 347 8702 622 e ovviamente risponderò fino alle 21 in forma gratuita. Dunque, se non potete per qualche ragione parlare, non volete essere sentiti, potete comunque usufruire della chat nella diretta, non ci sono problemi. Buonasera anche a te Giuliana. Bene, diversamente se invece avete piacere di stare in mia compagnia privatamente un'ora, potete prenotare un consulto sempre al numero 347 8702 622 e potrete farmi insomma in privato tutte le domande che volete. Un consulto in privato costa 20 euro. Bene, detto questo, già detti quali sono gli appuntamenti della settimana, vi ricordo in ultima analisi che abbiamo un gruppo su Telegram dove ci raduniamo tutti i lunedì tra le 20:30 e le 21 e eventualmente dunque raggiungeteci lì. Se vi fa piacere, inoltre abbiamo anche 2 gruppi su Facebook dove possiamo appunto trovarci anche quotidianamente e sono i casti sacerdotali e i Magi Cerceri Bettolini, scusate, è il gruppo Telegram, abbiamo Magie, Sibille, Tarocchi e Radiestesia. Benissimo, vedo 2 domande, cominciamo dunque a rispondere. Vediamo, cominciamo da Antonella. Ciao Hilde, ti chiedo cortesemente, riuscirò a fare il rogito entro maggio? Allora, io mi auguro di sì, anche perché comincia comunque a muoversi qualcosa, però... Allora, Antonella, ti rispondo subito dopo la chiamata della diretta, perché qualcuno sta chiamando qui. Buonasera. Ciao Ilde. Ciao, con chi parlo? Ciao, sono Marina, ti ho scritto prima, ti ho salutato prima. Ah, bene, d'accordo Marina, ciao. Allora, non è la
prima volta che mi rivolgo a te, però questa volta ti ho telefonato in diretta. Va bene, ok. Io però non ho il tuo numero memorizzato, scusami, e dunque non ho capito chi eri. Non ti preoccupare. Allora, dimmi tutto. Allora, io chiedo del ritorno di Flavio. La data di Flavio o la tua data, per favore? Allora, la mia data è 8 marzo 1970. Ok. E quella di Flavio è 17 maggio 1977. Ok, allora guardiamo. Sì, grazie. Prego. Ovviamente poi potrai guardare la registrazione quando vorrai, così vedrai più che altro per vedere le carte, che probabilmente in questo momento non riesci a vedere. Ok, vediamo un pochettino questa situazione. Beh, allora, mostro il taglio è piuttosto incoraggiante, sposto questo telefono che è qui. Il taglio è piuttosto incoraggiante già perché abbiamo l'imeneo e la leggerezza, dunque è possibile che avvenga un ritorno molto più leggero comunque, un po' più... Allora, la prima linea ci parla del passato che influenza direttamente questo momento, dunque abbiamo comunque una serie di comunicazioni che c'erano fra voi, comunque lui era una persona, si è dimostrata sempre una persona molto in gamba, a posto, compare il Gran Signore. Abbiamo poi verso nell'ultimo periodo recente, del passato recente, qualche afflizione per degli ostacoli appunto che si sono verificati, probabilmente o non avete potuto vedervi, sentirvi, insomma in qualche modo ci sono stati degli ostacoli abbastanza importanti. Devo dirti però che allora matrimonio, allegrezza al cuore, l'amante e la falsità, abbiamo comunque una situazione che richiede di essere chiarita, perché è come se sì, ci fosse ancora una certa solidità nella situazione, nonostante tutto, perché la carta c'è questa carta qua, la carta più che altro denaro, però parla nelle questioni dei rapporti, parla di cose già consolidate, qualcosa che abbiamo costruito anche con fatica nel tempo. E dunque l'allegrezza e la matrice porta la possibilità comunque che ci sia qualche bella notizia, soprattutto riguardo appunto la vostra storia, o te comunque che sei la persona che ha amato, però con qualche aspetto da chiarire. C'è qualcosa che non viene detto proprio del tutto, dunque questo ti invito alla prudenza, perché anche la linea successiva è una linea piuttosto dura, un po' duretta, perché abbiamo la carta del vedovo e della disgrazia, dunque c'è un qualcosa di pesante che va a manifestarsi nel prossimo periodo, come se fosse un'interruzione o un evento molto, molto problematico, che potrebbe appunto creare ulteriore distacco, nonostante attenzione, il carattere di solidità sia ancora presente. Superato questo momento, dove effettivamente uno dei due, o forse come potenziale coppia, o come potenziale coppia che si vuole riformare, ci sarà insomma qualcosa di grande da affrontare. Ma superato questo, non so bene di che natura, potrebbe coinvolgere una persona anziana, potrebbe coinvolgere invece una situazione che dura da tempo, o qualcosa di, potrebbe anche essere appunto che debba essere fatta una visita per una qualche problematica grossa, cioè che ci si debba fare uno spostamento, e magari questo allontana o dilata i tempi, però guarda che superato questo che dovrà accadere, c'è in realtà la conversazione e lui che torna a farsi avanti. Allora, anche le carte di esito sono abbastanza favorevoli, certo bisognerà
fare attenzione a non fare passi falsi che potrebbero generare ulteriori problematiche o scossoni, è un invito alla prudenza, a non compiere appunto leggerezze, però tanto farà e tanto ci penserà che tornerà, ok? Bene, Ilde, grazie. Grazie a te. Sei preziosa e grazie per il contributo che dai a tutti noi. Ti ringrazio, sei benissima, grazie. Continua a seguirti in diretta. Ciao, grazie Ciao, mille. ciao, buona serata, ciao. Ciao. Benissimo, allora adesso rispondo a quella domanda che avevo, scusate, ho messo in carica il telefono, mi sono accorta che era al 12%, dunque rispondiamo allora eravamo arrivate, era la prima che aveva scritto, ad Antonella riguardo il rogito. Speriamo Antonella, sai se ti puoi spostare tu, anche io respiro, non solo per te perché tutti quanti, come dire, vorrei dire che sì, ci mettiamo un po' in movimento. Quanta gente che aspetta di ritrovarsi. Ne so qualcosa? Ne so qualcosa. Allora, vediamo Antonella, vediamo, speriamo di darti buone notizie. Allora, il taglio, abbiamo consonante sorpresa, dunque una riuscita con qualche sforzo, non senza lotta. Non so se si vedono bene, forse no. Ecco, così forse un po' meglio. Certo, voi le vedete anche capovolte, tra l'altro, però... Allora, abbiamo una linea dove, insomma, è evidente che ci sono state recenti grandi preoccupazioni a causa di imprevisti, qualcosa che non era proprio, o ritardi o rallentamenti, qualcosa si è insinuato cambiando i piani in gioco e lasciandovi in uno stato di attesa con non poche preoccupazioni. Forse avete anche il timore di una qualche perdita economica collegata a questa situazione. Dunque un po' di ansia e di preoccupazione, ma vediamo la linea del presente. Io ritengo ancora che sia possibile comunque questo rogito entro maggio, nonostante non ci sia ancora qualche la chiarezza ancora del tutto, però perché è come se ci fosse un colpo di fortuna, qualcosa che volgerà comunque a vostro favore, come, non lo so, una qualche notizia, qualcosa che vi perverrà comunque dai toni fortunati. Abbiamo comunque la questione proprio, vedi, economica. No, non vedi. Ecco, le questioni economiche con il Gran Signore e qualche affanno, qualche preoccupazione, dunque è possibile che si dovrà convenire magari con qualche nuovo accordo, probabilmente c'è qualcosa che andrà minimamente rimaneggiato, ma l'incontro c'è, vedi la carta della riunione, l'incontro con un uomo volenteroso, probabilmente non so se uomo o donna, in ogni caso potrebbe essere l'acquirente, e comunque c'è appunto proprio tutta l'intenzione, la pianificazione in corso. Allora l'esito, penso che all'inizio si direbbe proprio che le notizie o comunque la situazione non sembri delle migliori e che addirittura possa procurare veramente delle preoccupazioni abbastanza importanti, però è vero che questa va ad amplificare, però ha anche un carattere protettivo in certi versi e dunque questo secondo me è l'esito, il viaggio c'è, lo spostamento c'è, è come se doveste cogliere al volo un'opportunità, come se si dovesse aprire una finestra, uno spiraglio che non dovrete assolutamente perdere tempo per coglierla, ok? Allora, non è assolutamente un no, non ci sono carte brutte, dunque per me è un sì, è ancora possibile che andiate a maggio. Voglio dire, in ogni caso, se anche non fosse maggio, fosse primissimi di giugno, riuscirete comunque a farlo perché le parti si accorderanno, ok? Questo è, però da come ha detto io direi di sì, da quello che ha mostrato. Allora vediamo Luciana,
Ciao, vorrei sapere tra me 13 dicembre 70 e 15 ottobre 83. Dunque non non c'è il nome di lui, la situazione o chi che sia, insomma la situazione sentimentale. Dopo un brutto litigio è tornato, le sue intenzioni. Vediamo un pochino. Okay, lui non sappiamo, abbiamo la data. 13 dicembre 70 e 15 ottobre 83. Luciana. Vediamo. Allora, la vicinanza c'è, ma c'è anche questo, come se in fondo un po' dell'incanto fosse andato perduto. Adesso però vediamo un po'. Troviamo. Guarda, francamente mi aspettavo peggio. Aspetta che inquadro meglio. Mh. Vabbè, ci siamo. Allora, sì, effettivamente il litigio viene fuori. Un litigio probabilmente causato da una situazione che era da sistemare, cioè ci sarà stata già qualche, preannuncio, diciamo, non era proprio, cioè era un po' nell'aria, va, c'era qualche situazione su cui dovevate probabilmente o collaborare o convenire, in ogni caso dovevate sistemare qualcosa, ma il litigio ha portato appunto un qualcosa forte, vedi, nell'ambito domestico, cioè della vostra intimità, della vostra armonia. C'è però il pentimento, rimpianti, dunque probabilmente lui ti deve aver detto delle cosine non proprio tanto simpatiche, perché con la carta del mercante deve aver usato la lingua, ti deve aver ferito un po'. Ad ogni modo abbiamo il ritorno alla chetichella che non si capisce bene le sue vere intenzioni perché non si è espresso in modo chiaro, però sta cercando ad ogni modo di alleggerire un po' i termini. Probabilmente per lui è importante il dialogo con te, devi essere comunque una figura abbastanza di riferimento, però al momento non c'è grande fondamento, è un po' leggerina la faccenda, solo che cambierà nel prossimo periodo. Dunque, se tu non avrai ansia, vedrai che farà tutta la trasformazione da solo, cioè si spingerà verso un qualcosa di più, lui stesso ti proporrà un qualcosa di più. Devi avere pazienza. Ad ogni modo è possibile che ci siano delle comunicazioni con qualcuno del passato. Ad ogni modo devi stare tranquilla perché l'esito mi dice che sì, dovrai lottare un po' e avere un po' di pazienza, però alla fine c'è la riuscita, il successo. Ok? Dunque, porta un po' di pazienza, Luciana. Allora, Claudia, 11 giugno 72, John 12 ottobre 74, avranno una relazione sentimentale? Grazie, vediamo. Allora, Claudia e John, vediamo un po'. Vediamo il taglio, piegato troppo, prima o dopo, a furia di aprire e chiudere, questo computer si chiude da solo. Allora, con la costanza, mia cara. Allora, un flirt, un piccolo corteggiamento leggero in partenza, ma comunque ognuno è rimasto un po' sulla sua posizione, pur essendoci stato comunque un qualcosa che ti devo dire che secondo me era
reciproco questa attrazione, questa cosa tra voi, però è un po' come se ognuno fosse rimasto sulla sua posizione, ok? Dunque c'è stato sicuramente in passato un avvicinamento che comunque sfiorava la sfera sentimentale, di tipo però, sai, quelle cose improvvise, quelle attrazioni, quelle cose un po' così, un po' forti, però non c'è stato un seguito, ok? Ora vediamo comunque che al presente abbiamo eh, qualche occasione che non va sprecata, va bene? L'occasione può capitare e c'è, e potresti raccogliere qualcosa se non si, come dire, se non si sprecano appunto con passi falsi o con colpi di testa, bisogna insomma avere un po' di pazienza perché la fortuna si direbbe proprio dalla tua parte. Continua a venire fuori la carta dell'amica, dunque per ora resta in questa range, no? La situazione più sul taglio dell'amicizia, però guarda che già un qualcosina comincerà a muoversi nel prossimo periodo perché è come se un po' quella fascinazione del passato tornasse, ma ci sono ancora degli ostacoli, per cui non è ancora possibile in questo momento che la cosa vada. E poi c'è la fedeltà e il vedovo, dunque è un po' come se mm, e poi la malinconia è come se comunque ancora non è il momento, è quasi come se eh, ci fosse una serie di rimpianti, no? O di una situazione che si, mh, che si chiude un po', che può portare un po' di malinconia. Ricordati, qua possiamo essere nell'arco di 1 o 2 mesi, dunque avrai magari dei segnali positivi, mh? Però ogni tanto poi si crea come se ci fosse un momento in cui vi avvicinate e poi vi allontanate, dunque devi avere pazienza perché la cosa non sembra ancora andare a stringere, però l'esito dice che se ti darai da fare un pochino, no? Intanto hai la tutela della ruota del pavone, che comunque, essendo accanto alla donna di servizio, amplifica la possibilità di successo che questa carta di grande operosità porta, cioè ti dice datti da fare, cara mia, perché lui c'è, è giusto, perché è il gran signore, però è ancora così e sarà ancora così, non lo devi, cioè come dire, devi riuscire a non portare ulteriore scompiglio, perché per ora è comunque, diciamo, ancora c'è confusione, non sembra ancora determinato e deciso, però non ho visto nemmeno cose tanto negative nell'esito, anzi è abbastanza incoraggiante, solo c'è da avere pazienza, non vedo ancora scattare. Allora, ciao Hilde, la domanda è se è opportuno vendere subito la casa dove abito o no. Giulia, 25 giugno 69, guarda, senza neanche aprirle si vendi. È un periodo dove se si fa ancora in tempo è buono vendere, poi bisognerebbe aspettare un po' e poi comprare, perché in questo momento vediamo un pochino comunque. Cosa dicono le sibille? Magari in linea generale sarebbe opportuno aspettare se si può, cioè vendere se si può e poi aspettare un po' a comprare, ma se non si può, dunque, cioè non è che per tutti è uguale. Comunque vediamo, Giulia, vediamo cosa dicono, vediamo se vendere è la cosa giusta. Il taglio ci spinge verso una lettura positiva. Allora, guarda, secondo me sì. Allora c'è la riunione, la donna maritata, la speranza, la gran consolazione e la stanza. Dunque è un qualcosa che probabilmente non è neanche una decisione che stai prendendo o che devi prendere autonomamente, probabilmente è una qualcosa con cui
di cui discuterete in famiglia, ma penso che siate più o meno anche, come dire, orientati a farlo, perché probabilmente avete qualche progetto che vorreste consolidare e magari quei soldi o quel credito vi permetterebbe, no, in qualche modo di farlo. Allora abbiamo il domestico, la donna di servizio, dunque darsi da fare, c'è chi collaborerà con voi e chi vi aiuterà, la figura del Gran Signore, dunque è possibile che si trovi anche un acquirente valido e il risultato, la positività, anche addirittura più occasioni. Ad ogni modo, fino ad ora mi sembra una stesa parecchio fortunata, probabilmente qualcuno cercherà di fare l'affare sulle vostre spalle, dunque fate attenzione, ma fortuna, imeneo e omaggio di preziosi è una risposta più che positiva alla domanda. Siate voi bravi e abili a cogliere l'occasione finché siete in tempo, dovete essere rapidi come un gatto qua e opportunisti, perché siete ancora protetti e tutelati in questa operazione se lo fate, troverete anche qualcuno che o voi che dovrete giocare d'astuzia e essere abili, oppure trovare qualcuno che vi aiuti, che sia abile e astuto per voi. L'esito è che mi rendo conto che probabilmente questo per voi è un qualcosa di forte, non so quanto sia l'attaccamento per la casa dove siete, però mi rendo conto che siete proprio, come dire, un po' non so se angosciati o comunque c'è qualche emozione molto forte tra gelosia e malinconia. Io la leggerei proprio come una forma d'angoscia nei confronti di questo cambiamento, ma guarda che la carta della riuscita, oh mamma mia, ecco, la carta della riuscita, dunque cercate di superare, insomma l'occasione c'è se la sapete cogliere, potete ancora farlo. Allora, Alina Baciu, riuscirà Tatiana, nata il 5 settembre dell'80, a ottenere il finanziamento con le condizioni che vuole? Vediamo Tatiana. Allora, 5 settembre 80, 5 settembre 80, non è che ho detto, no, non ho detto maggio, 5 settembre 80. Tatiana, il finanziamento con le condizioni che vuole, vediamo se cosa dicono. Già il taglio è indicativo in modo positivo. Allora, il finanziamento probabilmente serve o per un qualcosa, comunque un progetto suo o addirittura la sua casa, ad ogni modo dovrà, o comunque è probabile che abbia già fatto avanzato la richiesta, mi sembra di vedere che non è una cosa che sta pensando di fare, ma è qualcosa che ha già avviato, o la domanda probabilmente è già stata avviata, anche se o si è bloccato, si è fermato per qualche ragione, comunque in questo o nel passato recente non sembra che abbia avuto particolare fortuna o un esito particolarmente positivo. Abbiamo comunque forse la necessità di dare qualche garanzia in più, perché vedo che c'è la carta della nemica, perciò è possibile che ci sia qualche inghippo, qualcosa che debba essere ancora risolto e che potrebbe causarle qualche difficoltà nella realizzazione di questa cosa. Dunque le condizioni che vuole saranno da trattare, non credo che le otterrà in toto, però mi dice che comunque la possibilità di essere soddisfatta dovrebbe averla. Ora però nel prossimo periodo
Ci sarà comunque, te l'ho detto, secondo me non proprio tutte le condizioni come le vuole lei, vedi che c'è la carta del denaro, i deliranti e l'artista, dunque ci sarà una trattativa non sempre chiara e probabilmente a vantaggio di una persona molto abile che comunque creerà un po' di confusione, no? Forse anche ad arte. Abbiamo comunque un, questa non è proprio positivissima e dunque probabilmente la trattativa non andrà subito bene, infatti vedo dei ritardi, vedo delle attese, è probabile che debba provare in un secondo tempo e forse avrà più fortuna. Diciamo che non sono completamente negative, ma non sono neanche positive, cioè l'opportunità ce l'ha di avanzare questa richiesta, però probabilmente le condizioni che vuole no, non del tutto. Allora rispondo ancora a Sara perché siamo già alle 9 e chiedo alle altre persone che mi hanno scritto di tornare domani pomeriggio alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Mi raccomando, vi ricordo che dal momento che le dirette durano mezz'ora, 40 minuti e io rispondo in ordine di arrivo, prima arrivate e prima è meglio è. E dunque mi raccomando, ecco, questo, la tempistica in queste cose è importante. Dunque, anche se mi piacerebbe rispondere a tutti, ma dopo una giornata come quelle che vivo io, credetemi. Allora, rispondo Sara e mi raccomando, voi tutti tornate domani, così rispondo anche a voi. Domani sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Se non sapete il Marietto Veneziano, chi è, cercatelo su YouTube. C'è solo lui con questo nome su YouTube, dunque iscrivetevi al suo canale così potrete commentare nella diretta di domani ore 16, mi raccomando. Allora Sara, ciao Ilde, se posso, secondo te Ivano, 30 giugno 70, riuscirà a vendere il suo appartamento entro dicembre 2020? Grazie infinite, certo che puoi. Allora, vediamo Ivano se vende il suo appartamento entro il 2020. Beh, caduta questa, dunque la possibilità di un nuovo inizio. Allora, vediamo Ivano se vende il suo appartamento. Allora, il taglio dice che bisogna fare attenzione, che c'è qualcuno di cui diffidare. Allora, è una cosa di cui è stato sicuramente discusso, perché c'è comunque, come dire, non è una decisione o un qualcosa che ha preso da solo, essendoci appunto la carta della conversazione che prevede comunque un dialogo fra più persone, no? In questo caso suppongo che la decisione non sia stata presa da solo e che comunque pur avendo dei progetti legati a questa vendita, ci sono stati, perché questa è la linea del passato, delle difficoltà, dei lavori, diciamo così, delle energie, delle forze o degli ostacoli appunto che hanno impedito probabilmente anche determinate preoccupazioni. Vedi che qui abbiamo la carta della giovane fanciulla e del dottore, dunque come delle sorte di afflizioni nei confronti del futuro o di una situazione da sistemare, da chiarire in pieno, dunque questo può aver causato anche qualche freno nel passato. Adesso abbiamo una comunicazione, guarda che buffo, c'è dispiacere ma allegria, dunque è vero che c'è magari
una parte o un qualcosa che procura un dispiacere all'idea di questa vendita, o comunque legato a qualche notizia che si riceve su questa situazione, però allegria, l'amante, la donna maritata fanno capire che comunque è possibile che qualcosa si muova, che sia qualcosa di tipo però conservativo, o comunque una situazione che debba essere tutelata, conservata o comunque curata, accudita bene, ma positiva comunque. Andiamo avanti. Credo che questo indichi che comunque, dandovi da fare, esista la possibilità che più persone si interessino all'immobile nel prossimo futuro, come se comunque ci fosse un rinnovato slancio verso questa situazione, e effettivamente ci saranno delle persone interessate che si faranno avanti, ma guarda che comunque alcuni verranno proprio a cercare di, come dire, tratteranno magari sul prezzo, comunque non si troverà sempre facilmente un accordo, ma alla fine secondo me sì, tra la stanza e denaro direi che alla fine si trova l'acquirente giusto. L'unica cosa che ancora si manifesterà qualche ostacolo nel prossimo futuro, guarda però l'esito, un qualcosa andrà cambiando, cioè un cambiamento si sembra rallentare un pochino, sembra fermarsi a causa di questa carta, come se ci fosse un blocco, però la matrice e il mercante fanno pensare che insomma se si tratterà, probabilmente qualche persona si innamorerà di quella casa, che poi è quello che deve succedere, perché la casa è una di quelle cose che quando prendiamo dobbiamo immaginarla per un sacco di tempo, dunque deve esserci quel richiamo, no? E la trattativa però c'è, su questo sì. È possibile, dunque potrebbe avvenire entro il 2020, direi proprio di sì. Bene, allora io farò nei prossimi giorni un video dove spiegherò una meditazione molto importante che ho già trasmesso nel gruppo Magici Arcieri Bertoldini su Telegram, e nella quale appunto insegno come, cioè, in questa meditazione vi viene trasmesso come trasmutare qualsiasi energia, perché prima di tutto gli eventi, le cose, i nostri pensieri, le emozioni, ma anche le situazioni che viviamo sono energia, tutto è un'energia, dunque qualsiasi energia, sia essa positiva o negativa, è comunque basata su alcune frequenze. È chiaro che quando le frequenze sono positive nella nostra vita, le cose che noi andiamo a vivere sono di eguale natura. Quando accumuliamo tanta sporcizia e qualcosa non va nella nostra vita, questa sporcizia è come se si allargasse poi a 360 gradi nella nostra vita, non deve assolutamente prendere piede. Questo ovviamente vale sia per quello che riguarda noi, le nostre emozioni, i nostri pensieri, ma sono vibrazioni anche le cose che abbiamo intorno a noi. Dunque il cibo è prima di tutto una vibrazione, l'aria che respiriamo è piena di vibrazioni e di frequenze, l'acqua. Dunque siamo circondati da forme di coscienza che sono vibrazioni. Ora, spesso purtroppo e volentieri queste vibrazioni non sono più tanto armoniche, vale a dire che ci sono moltissime interferenze nostre, come dicevo prima, sia per quanto riguarda le nostre emozioni, i nostri pensieri, ma anche per tutto quello che l'uomo fa artificialmente, che molto spesso non segue un progetto divino o una matrice divina, vale a dire che non è armonico, ok? La coscienza divina ci permette lo stesso di creare queste cose, però in effetti nel tempo poi vediamo quali sono i frutti di queste cose, non sempre positivi. Allora, dove voglio arrivare? Ho detto che tutto è una frequenza, ho detto che tutto, prima di tutto, è energia ed è una coscienza.
e noi abbiamo la possibilità di intervenire. Più che noi direttamente possiamo comunque restituire le vibrazioni, accompagnarle o immaginare che appunto queste vibrazioni risalgano attraverso l'albero della vita. Di questo poi approfondirò appunto nella pillola che farò apposta, attraverso questo percorso fra le Sefirot, arrivare alla Keter, o Keter, che sarebbe il modo più corretto per pronunciarlo, ma a me piace Keter perché sono maccaronica anche qua. Dunque, arrivando alla Keter può essere trasmutata in pura luce e dunque le vibrazioni possono essere disorganizzate e riorganizzate nelle frequenze più armoniose. Dunque, se noi abbiamo il sospetto, il pensiero che comunque qualcosa intorno a noi, nell'aria, nell'acqua, ma anche nei nostri pensieri, nella nostra vita, non sia armonioso, non sia pulito, attraverso il sentiero delle Sefirot portiamo nei regni spirituali superiori, osserviamo che viene trasmutato e poi lo vediamo ridiscendere, perché l'albero della vita non è soltanto in una direzione, si può percorrere in entrambe le direzioni, a salire e a scendere, ma anche a destra a sinistra a destra. Dunque è importante intanto andare per gradi su questo argomento, è importante che capiate quanto ogni giorno noi abbiamo a che fare con le Sefirot, che sono fin dentro il nostro DNA e tutto intorno a noi, dunque conoscerle vuol dire anche conoscere alcuni aspetti di voi, soffermarci gradatamente su una, poi l'altra ancora, fino a risalire in cima all'albero o all'albero della vita. Chiaramente non sto parlando di un albero in un giardino, non vi farò fare strane scalate, ma una meditazione molto bella che vi farà entrare in risonanza con tutte le Sefirot e vi riarmonizzerà anche per un percorso di destrutturazione, diciamo così. Dunque, intanto lo useremo per continuare a pulire l'Italia. Noi abbiamo questo progetto, abbiamo già avviato un egregore di catena, abbiamo strutturato un muro di fuoco che attualmente è operativissimo, è una struttura ormai nell'astrale solida e che continueremo comunque a mantenere il lunedì sera alle 21. Questo lo stiamo già facendo noi. Molto presto c'è già chi ha cominciato a fare questa meditazione che vi ho brevemente accennato poco fa e molto presto appunto ci dedicheremo a questo, ognuno da casa sua, ognuno potrà contribuire a questo progetto per pulire l'acqua, l'aria e le nostre vite secondo le armonie e l'albero della vita, vale a dire secondo tutti i livelli di coscienza, da quello più prettamente materiale fino a quello più squisitamente spirituale. Dunque questo sarà sicuramente un ottimo esercizio che alla lunga vi darà moltissimo, molto più di quello che vi immaginate e di quello che è possibile descrivere. Dunque non ci resta che sperimentare questa delizia e perché no applicarla all'Italia, ma partiremo, questo è importante, ve lo devo dire, partiremo dal singolo, partiremo dalla nostra casa e piano piano, quando saremo solidi, quando saremo forti, lo estenderemo a tutti, anche perché vi voglio dire una cosa importante ed è una riflessione importante questa. Noi abbiamo il compito di ripulire noi stessi, ma non possiamo imporre a nessuno una pulizia. Dunque ciò significa che lo farà un po' chi deve e un po' chi è destinato in un certo senso in questa direzione. Dunque questo ci tengo a dirlo, noi faremo il possibile, però io suppongo e ritengo sia anche giusto che in fondo tutto è nelle mani divine, tutto è nelle mani di un progetto superiore e il nostro compito è anche accettarlo laddove non riusciamo a capirlo. Dunque se siamo arrivati qui, se abbiamo la possibilità di fare questa meditazione o questo percorso è chiaramente giusto per noi, non ci sarebbe arrivata comunque questa cosa se non fosse stato così.
ma diversamente non possiamo imporlo, diciamo, a nessuno. Per questo noi cominceremo intanto a ripulire ciascuno di noi la propria vita, la propria casa, l'ambiente circostante, l'acqua della propria città, l'aria della propria città. Piano piano poi estenderemo, siccome ognuno di noi sarà collocato in luoghi diversi, si creerà come una maglia, no? Come una bella rete, e questo sarà a fortificare, a rafforzare. Bene, detto questo, vi ricordo domani mi raccomando alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti, per commentare e fare la domanda a cui non ho potuto rispondere oggi, dovete iscrivervi al suo canale. Questo sarà anche positivo, nel senso gli diamo anche una mano, perché ormai è al limite con i 1000 e siamo proprio vicinissimi a festeggiare i primi 1000 iscritti, e questa è una cosa molto bella, mi fa piacere perché il Marietto se lo merita. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito fino qui, vi voglio bene, grazie per la compagnia, spero di avervi fatto contenti. Certo non ho potuto rispondere a tutti, ma ve l'ho detto, tornate domani ore 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Su YouTube cercate Marietto Veneziano. Un abbraccio a tutti, saluto ancora tutti gli amici, Monica che ho visto che ci ha raggiunto dopo, Jessica, Nicola, Alessandra, penso poi ti ho risposto, Alina, Maria Grazia e così via. Bene, vi ringrazio a tutti, buonasera, buon proseguimento di serata, a presto. A domani, 16, ciao!